chiedere io alle emosinare se vengono... Non me la fare? Scusa. Racconta la storia di un gruppo di ragazzi di un'età compresa tra i 16 anni e i 22 anni, pressappoco, e racconta di quello che passa dentro di loro, delle loro aspettative, delle loro angosce, delle loro speranze, delle loro frustrazioni. Vuol farci un po' capire cosa passa dentro un ragazzo, soprattutto a noi adulti che siamo sempre abituati a vederli dal di fuori. Vuol farci capire che i problemi dei ragazzi non sono problemi dei ragazzi, ma sono problemi della vita, sono problemi che li seguiranno per tutta la vita, quindi non sono da sottovalutare come semplici problemi di ragazzi. La storia è ambientata in un bar nel quale io sono il barista e dove passano questi gruppi di ragazzi, in tutto sono più di 20, quasi 30 coinvolti nello spettacolo. Ci sono ragazzi che frequentano il liceo qui a scuola, ex ragazzi del Barbarigo, ragazzi che invece ci hanno conosciuto attraverso internet, attraverso il sito della FITA. C'è anche un gruppo di ballerini break che penso vi piaceranno parecchio. Facendo un sondaggio su, non saprei dire, ma 100-150 ragazzi ai quali abbiamo chiesto di mandarci una mail in forma del tutto anonima raccontandoci un po' di spicchi di loro, di qualcosa che gli passava dentro, che fosse piacevole, divertente, triste, angoscioso, di tutto. E poi con una ragazza che adesso frequenta la quinta qui a Barbarigo, una mia allieva, Allegra Violante, da gennaio ad aprile-maggio pressappoco abbiamo fatto una selezione di questi racconti e abbiamo imbastito su questa storia che spero vi possa piacere. Se vorrete potete venirci a vedere a fine novembre, l'ultimo weekend di novembre, venerdì 29, sabato 30 e domenica 1 dicembre alle 8:15, 9 di sera grosso modo, qui al Barbarigo. Mi sono divertita molto, l'ho scritta con il mio professore di matematica e appunto mi trovavo a scriverla perché è ambientata con dei ragazzi della mia età, un po' più grandi, un po' più piccoli, e sono fatti che mi riguardano tutti i giorni, mi è piaciuto. Piazzetta dei Leoni è un'idea che ci ha suggerito un altro ragazzo e ci ha detto: ma perché anziché fare i soliti titoli che svelano tutto non mettiamo il titolo che sia l'indirizzo del bar? E allora abbiamo pensato, quindi un indirizzo anonimo, abbiamo pensato a questa Piazzetta dei Leoni che esiste realmente, è una piazzetta di Venezia nella quale si ipotizza che sia ambientato questo bar. In qualche modo poi Leoni ricorda un po' la figura dei ragazzi che sono i futuri leoni della vita, in qualche maniera c'è anche un po' di simbologia. Poi se avete notato sulla nostra locandina c'è quel filo d'erba che buca il cemento, che è un po' il filo conduttore, è l'energia di questi giovani che riesce a vincere tutte le difficoltà, a bucare persino il cemento come tante volte fanno i fili d'erba, quando gli basta un minimo di possibilità. Corsi di teatro negli anni passati e stavo cercando una compagnia qui a Padova perché essendo di Vicenza non conosco molto l'ambiente teatrale qui, l'ho conosciuta attraverso il sito della FITA. Mi trovo bene perché ci sono molte persone della mia età e quindi c'è un clima allegro, amichevole, si scherza anche oltre a lavorare con impegno per portare a termine il progetto. Chi è il primo? Ale. Si metterà prima Albi, così capisce il senso. È il contrario, perché Ale è lì e quindi può fare una diagonale avanti e quindi ha più spazio e Albi si infila. Se Albi deve fare diagonale dovrebbe fare... Ok. Si può massimizzare Albi per il più avanti in modo tale che il esatto. rimane quarto senza muoversi. Quindi